A Campo Nogara nessuno tra i cittadini se la sente di commentare il caso di Dolores Dori, la 44enne di origine sinti nata a Vicenza ma residente nel paese veneziano, uccisa con 3 colpi d'arma da fuoco la sera del 2 ottobre nel campo nomade di Lonato del Garda nel Bresciano. Una volta avuto l'esito dell'autopsia e ottenuto il nulla osta della magistratura, si potrà decidere la data dei funerali che si svolgeranno a Campo Nogara, come chiesto dal marito della 44enne giorni fa al sindaco Fusato. Potrebbero essere centinaia, forse migliaia, i sinti in arrivo da tutta Italia che parteciperanno alla cerimonia funebre, motivo per cui il primo cittadino ha incontrato il prefetto d'Arcopellos chiedendo un rinforzo delle misure di sicurezza, viste anche le tensioni intorno a questa vicenda. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sparatoria di Lonato del Garda è nata da un dissidio familiare legato alla figlia ventenne di Dori, che da qualche tempo viveva nel campo con un giovane appartenente a un'altra famiglia. Convinti che la ragazza fosse trattenuta contro la sua volontà, la 44enne, il figlio sedicenne e la madre di 59 anni si sarebbero presentati al campo con l'intento di riportare a casa la ragazza, armati di pistola, come si vede nel video girato proprio dal sedicenne ed esaminato poi dai carabinieri, che hanno in un secondo momento fermato lui e la nonna per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dal porto d'armi abusivo. Entrambi i fermati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre rimane irreperibile il responsabile dell'omicidio di Dolores Dori.